Con Edoardo Lanaro a commentare questo 7-0 che ha concluso il girone d'andata della formazione di Serie 2 dell'Hockey Breganze. Ciao Edo. Ciao. Come giudichi la tua partita, quella della squadra e questo girone d'andata in generale? No, per la partita era importantissimo vincere, non importava come, per fortuna è andata anche bene, abbiamo vinto con un bel vantaggio, ma l'importante era quello per darci un bel vantaggio sull'ultima e sulla salvezza. Per la mia partita l'importante è vincere, poi si gioco bene o male. Ti sei mosso bene, ti è mancata un po' la freddezza in zona gol, c'è stata una Sì. situazione in cui hai cercato Tommaso Volpi anziché Sì. concludere di prima intenzione, però hai fatto 2 gol sabato scorso a Novara, per cui Sì. ti sei già sbloccato in questo campionato. Sì, l'importante è fare gol, poi se io o gli altri. Come valuti il tuo inserimento nella seconda squadra? Ricordiamo che hai iniziato a disposizione della Serie 1 e poi invece in questa seconda parte di stagione sei entrato a far parte stabilmente del gruppo della Serie 2. Sì, no, mi sono ambientato subito bene, mi riesco a trovare bene con i miei compagni di squadra, ovvio loro giocano da sempre insieme, io è la prima volta che gioco con loro, ma mi sento già dentro il gruppo, quindi tutto bene, non ho avuto problemi. Sarai anche tu protagonista della Under 23 con le finali qui a Breganze. Come ti prepari a quell'appuntamento? No, sicuro dobbiamo iniziare a lavorare, ma comunque C'è tempo, no? sì, anche questa A2 praticamente è l'Under 23, anche perché siamo tutti giovani, Sì. quindi sono sicuro che arriveremo pronti per quell'importante campionato, insomma, queste finali. Grazie Edo, buona serata, Grazie. buona domenica.